Carla non fa che parlare della sua bellezza, ma non sappiamo affatto che cosa c'è dietro. Ce ne parli un po' lei stessa. Le dispiace? La mia bellezza? Se ci tiene. Allora, io studio parecchie cose. Ricamo, pianoforte, danza classica, ballo moderno. E poi cos'altro? Ah sì, faccio un corso per infermiera. Ah, interessante. Ma per carità, è una mania di mia madre. È convinta che tra poco ci sarà la guerra. Insomma, dovrò fare anche la Croce Rossina, come tutte le ragazze di buona famiglia. Soddisfatto? Io sì. E lei? Nel senso, che cosa farà dopo tutti questi studi? Probabilmente sposerò un uomo che avranno scelto i miei genitori, che non amerò affatto, che sarà per me una protezione e che diventerà il padre dei miei figli. Le va bene anche questo? Mi sembra un quadro perfetto. Ma lei non deve credere che io non abbia le mie ribellioni. Mia madre, pensi, voleva mandarmi a una scuola di cucina. Ecco, lì mi sono ribellata. Cucinare è una cosa che detesto. Ha fatto benissimo. È come me. Anch'io non saprei cucinare neppure un uovo sodo. Ma lei è un uomo. Edoardo, lei? Beh, io vorrei fare il fotografo d'attualità. Girare il mondo. Ma c'è un piccolo problema. Mio padre non vuole assolutamente. Cos'è che dice sempre Elena? Elena. Dice che non è un lavoro serio.